Okay. Buonasera, siamo qui con un mito del calcio italiano, Arrigo Sacchi. Non serve presentarlo perché è un personaggio che ha fatto di tutto nella sua vita nell'ambito calcistico e per noi è un onore averlo qui oggi a Codogné grazie al Milan Club. E signor Sacchi, volevo fare alcune domande riguardo alla sua carriera prestigiosa. Lei ha vinto praticamente tutto. C'è qualcosa che le è rimasto in sospeso che avrebbe voluto vincere e che non ha avuto l'occasione di fare? C'è qualche rammarico, c'è qualche rimpianto? Guardi, io non sono egoista e non avrei mai immaginato, neanche pensato di poter vincere quello che siamo riusciti a vincere come gli altri. Quindi come può avere rammarico uno che giocava in un cortile e allenava dei bambini nella strada? No, ho avuto di più di quanto anche meritassi. Ho visto che lei è nato come terzino, perché ho avuto il piacere di vedere il suo libro, la sua biografia, e aveva cominciato come terzino e poi è stato un bibliotecario a convincerla a diventare allenatore, è vero? No, in realtà avevo cominciato come ala destra, poi mediano destro, poi mi ha messo terzino e poi mi sono tirato fuori. A 19-20 anni ho detto non fa per me. Cosa le rimane della sua esperienza come allenatore della nazionale, come allenatore del Milan? Qual è la cosa più bella che le rimane dentro di tutti questi anni passati ad allenare il prestigio del calcio italiano? È quello di allenare, di riuscire a allenare, di insegnare, quello di allenare, quello di far crescere dei ragazzi. Io ho sempre avuto delle squadre molto giovani, tanto ho allenato tanti anni anche i giovani. Prima sono stato 3 anni responsabile delle squadre giovanili della Cesena, poi 1 anno quelle della Fiorentina e poi 4 anni adesso ho fatto il responsabile di tutte le nazionali giovanili. Non sapevo che potessero diventare dei campioni, ho detto speriamo almeno di farli diventare degli uomini migliori, insegnandogli cosa voleva dire il rispetto, cosa voleva dire l'impegno, cosa voleva dire porsi degli obiettivi, cercare di raggiungerli, anche di sapere perdere in un paese che non sa perdere. Quindi lo sport come una lezione di vita? Il calcio è lo specchio di quella che è la vita sociale, politica, economica di questo paese, in una forma anche più eclatante, più evidente, sia nel bene che nel male. La sua più grande soddisfazione? Se ci può essere una? Guardi, io vinsi, quando cominciai ad allenare, vinsi il campionato di seconda categoria. Ero così felice che lo manifestavo e un signore mi disse: ma hai vinto il campionato di seconda categoria? E io dissi: ma non sapevo che ci fosse una felicità di serie A, B e C, c'è la felicità. Un'ultima domanda, in un calcio che purtroppo attraversa un periodo anche un po' difficile, così gli scandali che si sono sentiti, ai giovani che si avvicinano al calcio, secondo lei c'è la speranza di giocare un calcio pulito, migliore, come era il calcio di una volta? E secondo lei qual è il messaggio che darebbe ai giovani di oggi che vivono questa contraddizione? Intanto, se mi permette, anche una volta non era un calcio pulito. Quindi io mi ricordo che giocavo nel Baracca Lugo in quarta serie e dovevamo giocare contro l'Imola e ci eravamo messi d'accordo per far pareggio, quindi parlo di tanti anni fa. Io credo che finché non sarà al centro 2 cose: il merito è un valore e è un deterrente alle combine. Una vittoria senza merito non è una vittoria.
Quindi finché non crederemo di più nel merito e meno nella furbizia, sarà difficile di vedere un calcio diverso. È come nella vita di tutti i giorni, facciamo fatica a rispettare le regole. Bene, non mi resta che ringraziarla di essere qui a Codognè, signora Sacchi, è stato un piacere averla, grazie al Milan Club, e l'aspettiamo qui in qualsiasi altro momento a degustare i nostri vini e i nostri prodotti. Grazie a voi di avermi invitato. Grazie.